Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo adesso con questa meditazione la terza settimana degli esercizi spirituali, che durerà 2 meditazioni soltanto. E quindi in questa settimana si fanno contemplazioni nel libro degli esercizi della passione di nostro Signore Gesù Cristo, i misteri della passione di nostro Signore. E quindi la quarta settimana, come già abbiamo detto, si faranno le contemplazioni della risurrezione del Signore. È come il fine coronare con le manifestazioni dell'amore più grande di nostro Signore, perché l'anima, una volta che ha fatto queste scelte o dopo tutto quello che abbiamo raggiunto, la disposizione e ancora le scelte che dobbiamo fare per la nostra vita, per ordinare la vita, contemplare la manifestazione più grande di amore di nostro Signore Gesù Cristo ci deve spingere a confermare le nostre decisioni, no? E quindi è come rinsaldare i nostri propositi, cioè identificare tutti i nostri propositi con Gesù Cristo. Per quello appunto dicevamo che sia già dall'inizio degli esercizi e soprattutto dalla seconda settimana fino alla fine degli esercizi vogliamo quella conoscenza interna del Signore che per me si è fatto uomo, che per me è nato a Betlemme. Adesso è quella conoscenza interna che per me va alla passione, che per me muore. È una grazia particolare, grazia propria che chiederemo nelle 2 meditazioni che faremo oggi, è appunto il dolore e lacrime, pena interna dei miei peccati, cioè dolore con Cristo addolorato, dice Sant'Ignazio. Pena, sì, questa sofferenza, che la mia sofferenza accompagna la sofferenza di Cristo. Quindi identificarmi, una conoscenza interna della sofferenza che ha avuto il Signore, perché io possa anche voler accompagnarlo nel dolore per accompagnarlo dopo nella gloria. Tutto è nella passione, cioè se vogliamo capire che cosa dobbiamo fare per essere santi, dirà San Tommaso, bisogna amare ciò che Cristo ha amato nella croce e disprezzare ciò che Cristo ha disprezzato nella croce. Ogni azione è motivo di gioia, ogni azione di Cristo è motivo di gioia per noi e per tutta la Chiesa, però in un modo particolare è la croce di Cristo. Infatti, ogni volta che un sacerdote fa una benedizione, ogni volta che vogliamo ricevere noi la benedizione, ci facciamo il segno della croce. Perché la croce è una benedizione. Perché la croce feconda quanto tocca. Non c'è frutto senza croce. E questo ce lo spiega il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi cerchiamo di accompagnare in questa meditazione, in questo tempo, al nostro Signore nella croce, nella sua passione, con i preamboli, con la presenza di Dio, con la preghiera preparatoria, che tutto sia ordinato alla sua maggiore gloria e la salvezza della mia anima. La storia che si può prendere sarà i Vangeli della Passione. Potete prendere il Vangelo e vedere la passione di nostro Signore. In tutti i 4 Vangeli
abbiamo i racconti della passione. La composizione del luogo, quindi immaginare, siccome è un mistero reale, quindi immaginare il posto o quello che si sta contemplando, sia l'orto degli ulivi, sia l'ultima cena, l'orto degli ulivi, la flagellazione, la corona di spine, l'ecce homo, Gesù Cristo camminando nella via Crucis, o finalmente evidentemente ai piedi della croce, vedendo Cristo crocifisso. La grazia da chiedere, la ripeto, il numero 203 del libro degli esercizi, quello che è da chiedere propriamente nella passione è dolore con Cristo addolorato, afflizione con Cristo afflitto, lacrime, pena interna, per tanta pena che Cristo ha sofferto per i miei peccati. E quindi io evidentemente non potrò fare tutte le predicazioni della passione che ci offre Sant'Ignazio. Faremo adesso come un riassunto, sarebbe più una meditazione che una contemplazione perché sono punti da considerare, più da riflettere. Ricordate che la contemplazione è fissare più lo sguardo. Voi lo potete fare perfettamente a casa e potete farlo oggi e potete farlo in tutto l'anno prossimo che stiamo per iniziare, per fare le preghiere, le meditazioni o le contemplazioni. Cioè, se io sto contemplando l'ultima cena, fare una contemplazione, quindi fare queste tre cose che dice Sant'Ignazio: vedere le persone, ascoltare ciò che dicono, osservare ciò che fanno. Vedete, abbiamo un metodo di preghiera bellissimo, possiamo prendere il Vangelo e si può fare contemplazione di tutti i misteri della passione e abbiamo tantissima materia per contemplare. Purtroppo io per tempo non posso parlare di tutto, però cerchiamo di parlare in questi primi punti della passione un po' di tutto il percorso della passione di nostro Signore. E come dico, ognuno di voi dopo può scegliere un punto per meditare o anche per contemplare. Il corpo della meditazione, quindi, cerchiamo di fare come a modo di spunti, come un riassunto della passione di nostro Signore, di diversi episodi. Andiamo al in primo luogo, inizia Sant'Ignazio con la contemplazione dell'ultima cena, no? E dove inizia la passione. Possiamo immaginare il clima di grande gioia che c'era nell'ultima cena, no? C'era Gesù Cristo aveva istituito il sacramento dell'Eucaristia, il sacramento del sacerdozio, aveva lavato i piedi ai suoi discepoli, aveva fatto veramente atti di grandissimo amore per i suoi discepoli, anche per noi, per ognuno di noi. Era un momento solenne e bellissimo, molto tenero. Gesù Cristo c'ha un'omelia nell'ultima cena che occupa quasi 4 capitoli, se non mi sbaglio 4, del Vangelo di San Giovanni. Cioè 4 capitoli del Vangelo. San Giovanni non è tanto lungo, vediamo come è importante la passione anche per tutti i capitoli che dedicano gli evangelisti alla passione di Cristo. Gesù Cristo ha un sermone nell'ultima cena dove parla con tantissima tenerezza ai suoi discepoli e quindi era un clima di grandissima gioia. Possiamo immaginare questo clima nella messa solenne che si fa in Cena Domini, il giovedì santo. È una messa bellissima, la messa dell'ultima cena, è il giorno del sacerdote, noi festeggiamo, siamo molto contenti, è un giorno così speciale perché è il giorno proprio dell'istituzione del sacerdozio, l'istituzione del nostro cibo spirituale, della Santissima Eucaristia. Però è molto interessante questa rappresentazione che fa la liturgia, che una volta che finisce questa messa solenne, con gloria, con tantissima gioia, si finisce in silenzio. Si fa la riserva dell'Eucaristia nel monumento, un monumento preparato per accompagnare il nostro Signore che va all'Orto degli Ulivi. Ed è questo quello che le ha successo a nostro Signore, quindi
Immaginare quel clima che c'era nell'ultima cena che piano piano si cominciava a perdere e immaginare cosa capitava dentro il cuore di nostro Signore, perché anche lui era molto contento, però vedeva che arrivava la sua ora e quindi comincia a essere più pensieroso il Signore. Quando finisce l'ultima cena vanno a cammino all'Orto degli Ulivi, si vede i discepoli, vedono un cambio di clima. Il Signore aveva annunciato, ad esempio, il tradimento di Giuda, avevano annunciato il tradimento di Pietro, anche aveva annunciato il tradimento di tutti i discepoli, tutti gli apostoli, con tantissimo dolore. Diceva il nostro Signore, tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Marco 14, 27. Quindi Gesù con la gravità della sua condotta mostra che sta per succedere qualcosa importante. Pensieroso, taciturno, comincia a sentire la solitudine, si sente solo. Aveva fatto l'istituzione dell'Eucaristia, ma gli apostoli ancora non capivano il cuore di nostro Signore. E quindi arrivano all'orto degli ulivi, i discepoli si rattristano con il Signore. Cristo lotta per vincere lo scoraggiamento, è Lui che ci insegna a non avere paura, a non temere, o almeno a non lasciarci vincere dalla paura, a non appoggiarci nelle nostre forze. Dobbiamo avere sempre nell'orizzonte la volontà di Dio, quello che noi desideriamo e che vogliamo fare, come abbiamo ricordato tante volte, è la volontà di Dio e l'esempio più grande ce lo dà nostro Signore nell'orto degli ulivi. Cioè, sentendo l'abbandono, la desolazione propriamente che sente l'abbandono di Dio, Gesù Cristo, e Lui fa questa preghiera che ci insegna tanto. Signore, Padre, se possibile allontana da me questo calice, se possibile, ma non si faccia la mia volontà, si faccia la tua. Con questo il Signore ci fa vedere come ha una volontà Lui di terzo binario, non è che vuole accomodare la volontà del Padre alla sua. Aveva una paura, stava soffrendo tantissimo, la sua anima triste fino alla morte, aveva tanta sofferenza che ha sofferto quel fenomeno del sudore del sangue. E quindi il Signore ci dà esempio di come dobbiamo avere una volontà di terzo tipo di uomo, terzo tipo di volontà. L'anima mia è triste fino alla morte, restate qui e vegliate, dice ai suoi discepoli. Quindi questo ci fa capire che Gesù Cristo stava soffrendo intensamente ed estensamente. Cioè, in quanto all'estensione, la sofferenza che ha adesso la accompagnerà sino alla fine, sino alla croce. La sofferenza che ha nell'orto degli ulivi. E ogni giorno, ad ogni momento, a ogni istante, sta come morendo il nostro Signore. Questo significa la mia anima è triste fino alla morte. E ha un significato anche di intenzione, cioè di intensità. Ad ogni istante sta morendo. Il Signore ha rivelato a Santa Brigida che le ore nell'orto furono l'agonia e dolore più terribili di tutta la sua esistenza terrena. Possiamo quindi fermarci a meditare questo, a contemplare questa realtà, questo mistero che tanto ci insegna. Vedere la tenerezza di nostro Signore Gesù Cristo, vedere l'angoscia della sua preghiera, se vuoi, se possibile, allontana da me, ma allo stesso tempo la sua sottomissione alla volontà
del Padre. E quindi quanto soffre il Signore per me. È questo che io voglio imparare in questa terza settimana per rendere più saldi i miei propositi. O ancora, se devo fare le scelte, evidentemente, perché mi possa illuminare a fare le scelte, seguendo sempre la volontà di Dio, mettendo Dio al primo posto, come lo ha fatto il Signore nell'orto degli ulivi. E dopo che il Signore suda il sangue, che fa questa preghiera, che va, che trova i suoi apostoli addormentati, i suoi più amati, quelli che lo avevano accompagnato nel Tabor, nel momento della consolazione, loro avevano avuto la consolazione di vedere il corpo sfolgorante di nostro Signore. Adesso, nel momento della prova, non lo possono accompagnare, quindi non applicano quella regola di discernimento di Sant'Ignazio che ci diceva che nel momento della consolazione dobbiamo prepararci per la prova. Vediamo come si possono applicare tutte le regole di discernimento. E quindi i discepoli addormentati, i più amati dal Signore, i tre più amati, Pietro, Giovanni e Giacomo. E dopo gli apostoli, i suoi più amati, stanno dormendo, però il nemico è più sveglio. Giuda, che aveva il cuore attaccato alle ricchezze, tradisce il Signore. Appare con una torcia cercando di illuminare, evidentemente che non poteva illuminare, non poteva avere luce nel suo cuore, perché era pieno di tenebre che lo facevano diventare cieco, questo attaccamento alle ricchezze. E vediamo anche qui come l'attaccamento alle ricchezze ci allontana dalla volontà di Dio. E così ci stupisce il bacio di Giuda, quel tradimento ci fa soffrire. Anche possiamo pensare che con quel bacio tante volte noi abbiamo tradito così il Signore e quindi sentire il dolore dei nostri peccati, perché tante volte anche lo abbiamo tradito. Ma ancora più ci deve stupire che il Signore ha uno sguardo di amore anche verso Giuda. Anche lui gli dice amico, lo ama a Giuda e gli sta facendo quello. Quindi dobbiamo stupirci dall'amore misericordioso di Gesù Cristo in questo momento di grande sofferenza per lui. Cristo stesso è che si consegna ai suoi nemici. Non è che vince Giuda che ha ingannato e ha trovato il momento giusto per prenderlo. Non è che i soldati hanno trovato la forza, hanno potuto prendere il Signore. È Lui che si consegna. È Lui che si dà per la nostra salvezza. E quindi chi vince non è Giuda, non sono i soldati, non sono i sommi sacerdoti. Chi vince è l'amore di Cristo che Lui stesso si consegna per amore nostro. Nella passione l'uomo conosce quanto è amato da Dio. Nella prima lettera di Giovanni leggiamo nel capitolo 4: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. E San Paolo a Timoteo dice: ha dato se stesso in riscatto per tutti. Cioè Gesù che si consegna per la mia redenzione. E quindi vedere Gesù Cristo condotto dai soldati e arrivato ai tribunali, considerare la malvagità, l'ingiustizia di tutti questi tribunali che hanno sottomesso il Signore. Possiamo vedere anche
il nostro Signore è giudicato dai tribunali religiosi. Si può vedere il capitolo 26 di Matteo, il versetto 59 al 64. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto, gli rispose Gesù. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza a venire sulle nubi del cielo. E così questi sommi sacerdoti, anche per le loro passioni disordinate, condannano il Signore a morte e lo portano ai tribunali di Pilato, di Erode. Loro avevano le passioni disordinate della fama, dell'invidia, del desiderio dei beni temporanei. Vedete come l'attaccamento alle creature può distruggerci e può fare tanto danno. Possiamo vedere il tribunale di Pilato, il tribunale di Erode. Con Erode si vede la carne contro lo spirito, no? Erode era un uomo totalmente carnale e Gesù Cristo evidentemente non gli risponde nulla perché non aveva nessuna autorità verso di lui e quindi non poteva capire le cose spirituali, quindi non trova nessun senso di rispondergli, perché anche le domande che faceva Erode non erano non gli servivano per niente, quindi lo tratta come un pazzo il Signore. E quindi con questo possiamo vedere come la croce di nostro Signore è pazzia per il mondo, è pazzia per gli uomini carnali. Dobbiamo tenere molto presente questo. Contemplare Gesù Cristo davanti a Erode come l'esempio di quello che dice il mondo verso la croce di Cristo. Anche un po' lo stesso è con riguardo a Pilato. Pilato magari possiamo dire che era colui che stava meglio disposto, in un modo migliore disposto per salvare Gesù, però lui era un codardo. Lui aveva tanto attaccamento, anche tanto attaccamento alle creature. Lui voleva tenere il suo posto, era un opportunista, non voleva perdere il suo lavoro. Quindi vuole accomodarsi, vuole patteggiare con i sommi sacerdoti. E lui capisce, questo è un uomo innocente e lo condanna. Vedete come non è coerente con il suo modo di pensare, il suo modo di agire. Pensa una cosa e fa un'altra. Perché? Perché ha il cuore attaccato alle creature, ha il cuore attaccato alla sua posizione, non vuole perdere il suo lavoro, il suo ufficio e quindi va contro se stesso, condanna a morte a chi lui vede come innocente. Vediamo, impariamo quindi quello che è il giudizio umano, quello che gli uomini che non seguono l'ispirazione di Dio, cosa pensano di nostro Signore Gesù Cristo. E quindi per rispetti umani Pilato condanna nostro Signore. Possiamo anche fare la contemplazione della flagellazione.
pensare che ad ogni colpo di nostro Signore è stato, che ogni colpo è stato uno dei miei peccati, che lo fanno soffrire tanto al Signore, la passione fisica di nostro Signore. Quanti, quanti schiaffi, quanti sputi, la flagellazione, quanto ha sofferto nostro Signore anche nel corpo. È diventato, se può, ci possiamo aiutare e servire per contemplare questo da quello che ci racconta Isaia nel capitolo 53, di come non aveva aspetto di uomo, tutto una piaga. Il padre Llorente, un missionario in Alaska, quando parla di questa contemplazione della flagellazione, dice in modo molto bello come noi dobbiamo cercare di metterci anche, accompagnare al nostro Signore in questo momento così di grande sofferenza fisica. Nella flagellazione, dice lui, prendere una tovaglia e andare a asciugare il suo sangue. E mentre noi cerchiamo di consolare il Signore asciugando il suo sangue, parlargli, fare come il colloquio lì, e dirgli che lo ringraziamo per il suo infinito amore, perché sta facendo questo per la mia salvezza, e lo ringrazio perché veramente mi ama così da soffrire tanto per me, e io gli prometto che voglio cambiare vita, che voglio non fare più peccati. Le prometto che questa sofferenza che ha in questo momento della flagellazione darà tanto frutto, perché io voglio essere santo e voglio fare del bene agli altri, e quindi accompagnare Gesù in questo momento di sofferenza della flagellazione. Possiamo anche vedere la coronazione di spine, guardare il Re dei Re come è trattato. Giovanni 19,2: i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora e si facevano beffa del Signore. E così il Signore non soltanto soffre nel corpo la passione fisica, ma soprattutto la passione anche dell'anima, no? Di come soffre nei disprezzi da parte degli uomini, sia da parte dei sommi sacerdoti, sia da parte dei soldati romani, sia da parte del popolo, al quale tanto bene le aveva fatto. E finalmente vedere la crocifissione di nostro Signore, cioè quando si lascia inchiodare le sue mani, i suoi piedi, per me, per pagare i miei peccati. Vedere le persone, ascoltare ciò che dicono, osservare ciò che fanno. Abbiamo tanta materia qui, evidentemente ognuno deve scegliere che parte contemplare, che parte meditare, però la cosa importante è riempirci di amore verso il nostro Signore che soffre per me, per i miei peccati. Gesù Cristo morto in croce ci fa capire come soffre da parte di tutti gli uomini, soffre da parte dei sacerdoti, colui che, i sommi sacerdoti, quelli che devono essere i più vicini a lui, più amati da lui, i suoi eletti, avevano la missione di riconoscerlo e lo condannano a morte. Soffre da parte dei suoi discepoli che lo abbandonano. Gesù Cristo soffre da parte anche delle donne, quella donna che gli chiede a Pietro, ad esempio, se lui era un amico e un conosciuto di Gesù, e dopo Pietro lo nega 3 volte. Soffre da parte dei politici e dei potenti, soffre da parte del ladro che lo insulta nella croce, il popolo al quale aveva fatto tanto bene che una settimana fa, la Domenica delle Palme, lo avevano ricevuto con grandissima gioia a Gerusalemme, adesso gridano che sia crocifisso. Quindi Gesù soffre da parte di tutti gli uomini, tutti gli uomini. Che cosa dire di tutte le sue sofferenze? Soffrì in tutto il corpo, in tutti i suoi sensi, nella vista, nel tatto, nel gusto, nell'udito,
nell'olfatto, ma soprattutto ha sofferto anche nei beni, ha sofferto perso tutti i beni spirituali, la fama, l'onore, le consolazioni spirituali, così che è rimasto anche la sua anima triste fino alla morte. San Paolo dice che noi dobbiamo cercare di avere gli stessi sentimenti di Cristo. Quindi è questa grazia che da chiedere, accompagnarlo nel dolore, in questa sofferenza, per poter accompagnarlo dopo nella grande gioia della risurrezione. E quindi il Signore ci vuole insegnare il suo messaggio dalla croce. La croce sarà quello che dà frutto, quindi io devo accettare la croce nella mia vita. Io contemplando il mio Re, il mio Signore, così, inchiodato in una croce, nudo, disprezzato, schiaffeggiato, con tanta sofferenza, non posso lamentarmi dalle mie sofferenze. Non posso lamentarmi che ci sono ingiustizie verso di me o che mi mancano delle cose, che mi manca la salute, che abbiamo tante cose che ci fanno soffrire. Però noi dobbiamo unire le nostre sofferenze alla croce di Cristo. Questo ci insegna il Signore, perché unendo le nostre croci alla sua saremo veramente felici e avremo parte con Lui nella gloria. Il colloquio, possiamo fare il colloquio con Maria Santissima, non dobbiamo dimenticare la Madonna in questa faccenda. È lei corredentrice, è lei parte principale anche in questo mistero della nostra redenzione. Quindi quanto avrà sofferto Maria ai piedi della croce? E lei ci insegna ad avere uno sguardo di fede, è l'unica che aveva uno sguardo di fede. Lei ai piedi della croce gli viene consegnato Giovanni in rappresentanza di tutti gli uomini come suoi figli. E quindi noi siamo suoi figli e dobbiamo anche noi andare lì ai piedi della croce ad abbracciare Maria, accompagnare la Madonna in questa sofferenza sua, sofferenza della madre, dell'addolorata. E quindi lì possiamo esprimere tutto quanto ci viene da dire, di parlare con Maria Santissima. Anche a lei dobbiamo dire che la passione di suo figlio darà tanto frutto nella mia vita, perché io voglio essere santo, perché io voglio identificarmi con il suo figlio, perché io voglio offrire tutte le mie croci per unirle alla croce del suo figlio. E così dire tutto quello che lo Spirito Santo mi suggerisce nella preghiera. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.